Potenziati con posti di blocco ed elicottero per Pasqua e Pasquetta, task force tra forze dell'ordine, nessuno sconto per chi non rispetta le regole. Vigili di Pasqua per ore in coda davanti al supermercato, esercizi commerciali presi d'assalto tra rassegnazione e preoccupazione, molti non arrivano a fine mese. Pronta la nuova ordinanza del governatore Zaia, sia alle aperture ma con zero rischi per la salute, arriverà domani, confermata anche a Pasqua la diretta della Protezione Civile. Media Nord-Est al primo posto tra i gruppi editoriali dell'emittenza locale, il commento del direttore Bacialli nelle emergenze, uno speciale rapporto delle nostre emittenti con i cittadini. Ascom scrive ai parlamentari veneti per chiedere misure salvavita per il terziario, non ci indebiteremo, promette la categoria. Alle 9 dal Duomo di Treviso e poi alle 10 dalla cripta di San Marco a Venezia, doppio appuntamento domani con le celebrazioni pasquali su Antenna 3. Una busta speciale per 100 famiglie bisognose a Valdobbiadene nella consegna grazie alla Protezione Civile, un pranzo di Pasqua anche per chi non potrebbe permetterselo. Ben ritrovati, buonasera a tutti voi, l'edizione straordinaria di Treviso con tutte le notizie che arrivano dalla Marca. Allora in apertura questa volta vi facciamo vedere le immagini dei carabinieri, vi facciamo ascoltare la loro voce, una voce che continua a ripetere state a casa soprattutto a Pasqua e Pasquetta, saranno potenziati i controlli, intensificati con elicottero e pattuglie lungo le strade. Noi saremo fuori, così come le altre forze di polizia, la polizia di Stato, le polizie locali, per il controllo delle norme di contenimento. Quindi saranno intensificati i servizi, soprattutto domenica e lunedì. Carabinieri in strada già in questi giorni, ma soprattutto a Pasqua e Pasquetta, perché non si verifichi il temuto, liberi tutti, pattuglie lungo le principali direttrici, ma anche sorveglianza dall'alto, come testimoniano queste immagini di Treviso girate dall'elicottero. Chi punta a spostarsi senza un giustificato motivo e con i supermercati chiusi, ne rimangono davvero pochi, rischia una pesante sanzione. I servizi di controllo del rispetto delle norme di contenimento del virus, ma ci piace anche essere a fianco dei cittadini per poterli al meglio consigliare e indirizzare in questo momento di disorientamento. Abbiamo ridotto al minimo i servizi interni di caserma proprio per dare una maggiore proiezione esterna, in modo tale da rassicurare il cittadino nello svolgimento della vita quotidiana. Contenta di essere stata fermata per un controllo? Certo che sì, buongiorno. E mi fa molto piacere perché è giusto che ci siano questi controlli. E come questa automobilista sono molti cittadini che manifestano apprezzamento ai militari. Ci sono dei cittadini che ci hanno regalato delle mascherine durante un posto di controllo come questo, avvicinandosi appunto e facendoci complimenti. Vengono in caserma a lasciare magari un disegno o a portare una torta fatta in casa. E su questa collaborazione puntano i carabinieri anche in questi giorni festivi. L'appello anche da parte dell'Arma dei Carabinieri di Treviso qual è? È sicuramente quello di stare a casa, perché fino adesso stiamo tenendo duro, le cose stanno andando bene, ma non bisogna mollare perché si rischia un nuovo picco che è ancora peggiore del primo. Allora adesso possiamo farvi vedere i nuovi dati dei contagi registrati poco tempo fa, quindi i nuovi dati rispetto a quelli di questa mattina. Allora sono in tutto 123 i nuovi contagiati in Veneto rispetto appunto, come vi dicevo, a questa mattina, e sale a 13.891 in Veneto il numero complessivo di positivi al Covid dall'inizio dell'epidemia, 18.111 le persone in isolamento domiciliare. Oggi ci sono stati 16 decessi, nel Trevigiano sono stati registrati 4 decessi, si tratta di 3 uomini che sono ispirati all'ospedale di Treviso, una persona invece, una donna, ispirata all'ospedale di Vittorio Veneto. Tutti avevano patologie pregresse, età media intorno ai 77 anni. Sabato Santo, il sabato di Pasqua, ci stiamo tutti preparando alla celebrazione di domani, alla giornata importante di domani, decisamente una Pasqua che non dimenticheremo. Oggi siamo andati a vedere un po' fuori dai supermercati che cosa stava succedendo e abbiamo trovato delle file incredibili, persone addirittura da ore in attesa di entrare al supermercato. Numero 67. Avvisiamo la spettabile clientela che per entrare al supermercato bisogna munirsi di biglietto di numeretto che trovate sulla chiocciola rossa.
all'uscita del supermercato, anche abbiamo messo delle bottigliette d'acqua per chi ne avesse necessità. Anche lei in coda dovrà aspettare a lungo? Purtroppo, ne ho 25 davanti. Ho circa 52 persone prima di me, quindi la fila è lunga, dobbiamo rispettare le regole. Per il momento speriamo che finisca presto, aspettiamo solo questo. Altri 30 persone. Hanno preso d'assalto questa mattina? Sì, sabato d'altra parte era prevedibile una cosa del genere. Sono rimasto sorpreso anch'io, sinceramente le ultime 2 volte che sono venuto saremmo stati in 20 persone, ma farla grande. E a vedere tutto questo lavoro qui, stavo quasi per girare la macchina e tornare indietro, dico intanto morire di fame non muoio. Un po' di coda e poi la spesa di una settimana intera però, quindi un paio d'ore diciamo così. Ha aspettato a lungo? No, non tantissimo. Hanno preso d'assalto i supermercati oggi? Un po' di più del solito, però non gran cosa, diciamo. No, secondo me no, ho visto tranquillo qua. Sono in coda perché io sto aspettando 600 euro, che sono un imprenditore da Treviso e da un mese che aspetto 600 euro, ma non ho visto mai. Più ho 6 dipendenti in casa di migrazione e non sappiamo nulla quando arrivano. Fino a che non ho 600 euro non devo comprare niente, vedi? E quando arrivano 600 euro? Da un mese ho un 6 dipendenti io. E occupiamo con alberghi, con ristoranti e non abbiamo nessuna speranza per lavoro. Che Pasqua sarà? Basta rassegnarsi un po' alla faccenda. Non c'è niente da fare. Inutile protestare o altro. Siamo così e dobbiamo sopportare tutto. Carne fresca destinata ad una macelleria ma trasportata in un frigo non funzionante, di fatto carne illegale. Vediamo. Controlli della polizia stradale in tutto il territorio. Ieri pomeriggio è stato fermato e multato un autocarro che trasportava carne fresca indirizzata ad una macelleria locale dentro ad un frigo non funzionante. Inoltre le autorizzazioni per il trasporto di alimenti freschi erano scadute e il trasporto veniva effettuato per conto di terzi, senza però essere iscritto all'Albo Nazionale dei Trasportatori. Per garantire quindi l'idonea conservazione della carne è stata contattata l'ULS 2 sul posto, subito giunto l'ufficiale sanitario in reperibilità, il quale ha effettuato la misurazione della temperatura del carico con la sonda termica, oltre ad ispezionare di persona lo stato effettivo di quanto trasportato. Al termine dei controlli sia il mittente che l'autista sono stati sanzionati. Tra poche ore arriverà il nuovo decreto della Regione del Veneto in tema coronavirus. Il presidente Zaia invita i veneti a non abbassare la guardia, ma di fatto con il nuovo DPCM il lockdown non c'è più. Il nostro indicatore è questo, guardate, dove sono. Se non funziona, questo numero salirà sempre di più. È brutto dirlo, ma questo è il punto di caduta. Se qualcuno pensa che l'apertura significhi fermo baldoria, tutto come prima, no. Ci arriveremo a quel giorno, ma bisognerà avere un attimo di pazienza. Ad oggi in Veneto ci sono stati 739 morti per coronavirus solo nelle strutture ospedaliere. Il cartello lo fa vedere 2 volte, Zaia, a ricordare cosa è successo e dove si potrebbe tornare se da domani si abbassa la guardia. La Regione sta per varare una nuova ordinanza, ma lo scenario a livello nazionale è cambiato dopo l'ultimo DPCM. Penso che si va a conclamare quello che vi sto dicendo io da giorni, che il lockdown non esiste più, che parlare di ancora misure restrittive davanti a 3/4 dell'Italia o metà Italia che sta aprendo, tu hai citato Fincantieri, avrà 4.000 lavoratori, 4.500 lavoratori, ma io ho guardato tutte le filiere che si possono aprire dai negozi piuttosto che le imprese, direi che a questo punto abbiamo una riserva indiana nella quale ci sono i poveri che non riescono ad aprire. Zaia annuncia controlli serrati dello Spisal sulla sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro, ma da martedì, aggiunge, il Veneto non sarà più quello delle ultime settimane. La strategia cambia, tanto è vero che stiamo scrivendo l'ordinanza, domani immagino ve la presenteremo, perché l'ordinanza la vogliamo riemettere, però avrà un cambio di strategia, si concentrerà di più su quello che sono i dispositivi piuttosto che su alcune restrizioni che alla luce di quello che sta accadendo ovviamente rischiano di sparire. Però non vi anticipo nulla
perché è pur vero che dobbiamo fare un'analisi approfondita rispetto a alcuni temi. È tanto arrivata a 2.000 euro la quotazione del mega uovo di Pasqua da 10 kg ricevuto in dono da Zaia, che l'ha subito messo all'asta. Il ricavato sarà devoluto ad enti che operano nella sanità. Ed è confermato ovviamente il punto stampa del governatore Zaia anche domani dalla sede della Protezione Civile, 12:30, appuntamento fisso ormai, dunque anche il giorno di Pasqua ci saranno degli aggiornamenti. Noi andiamo avanti perché l'emergenza economica ai tempi del coronavirus ha varie facce. Sentite come hanno commentato due personalità autorevoli le dichiarazioni del Premier Conte di ieri sera. È un tema fondamentale perché se dobbiamo dare liquidità alle imprese immediatamente, naturalmente bisogna evitare che questi soldi vadano alle mafie, vadano alle cosche. Nei tempi di crisi ci sono sempre gli sciacalli che speculano dal punto di vista economico, finanziario, sociale, per la disgregazione sociale della coesione sociale. Quindi non dobbiamo avere paura, dobbiamo semplicemente tenere alta la guardia. È uno degli aspetti più allarmanti della crisi economica che sta attanagliando le imprese anche in Veneto, quello del rischio di infiltrazioni mafiose. Il virus può alimentare il racket. La cronaca giudiziaria degli ultimi mesi con il caso Eraclea in primo piano dice che il fenomeno va monitorato anche a nord-est. C'è un grande lavoro da parte del Viminale, c'è un grande lavoro anche per esempio del COPAS, del Comitato parlamentare per i servizi segreti. Ma per le categorie economiche c'è un altro rischio, come sottolinea il presidente di Union Camere del Veneto. La burocrazia si deve combattere pari alla mafia, pari alla crisi, al coronavirus che si sta combattendo adesso, perché è il secondo coronavirus la burocrazia per il nostro Paese. E a proposito del sistema Paese, Pozza lancia un messaggio al Presidente del Consiglio. Magari iniziare a fare una riforma vera e propria del fisco, non possiamo avere una tassazione così alta, altrimenti le tasse le portano fuori dall'Italia, ma non solo le tasse, perché poi c'è tutto un indotto di professionisti, di competenze che seguono le imprese quando vanno fuori. E chi invoca misure di tutt'altro genere per il settore del terziario è Ascom, che promette la nostra categoria non si indebiterà. Chiediamo un indennizzo sul fatturato perso, è questa l'iniezione di liquidità di cui c'è bisogno. Non c'è bisogno di indebitamento. Governo fuori strada. La Confcommercio scrive una lettera ai parlamentari trevigiani in cui boccia decisamente il decreto liquidità e chiede una svolta drastica rispetto alle misure intraprese. Abbiamo scritto loro perché il governo sta adottando delle misure che sono lontane dalle soluzioni, sono assolutamente inadeguate. Ciò che chiediamo, ma non per un interesse di bottega, lo chiediamo per salvare le imprese. Se si indebitano le imprese e si chiede loro di restituire in 6 anni un debito pari al 25% del fatturato, vuol dire che non si è capito di cosa stiamo parlando. 10, 15, 20 anni, questi sono i tempi di cui le imprese hanno bisogno. E la liquidità di cui c'è bisogno è un indennizzo, non è un indebitamento. Per il presidente Capraro occorrono dunque lo stato di crisi per turismo, servizi e commercio non alimentare e finanziamenti a fondo perduto pari al 50% del fatturato. Ed è necessario, aggiunge, agire in fretta, semplificando l'italica maniera di applicare i provvedimenti adottati. È la piccola lezione che forse abbiamo imparato da questa grande emergenza, che bisogna smetterla con la burocrazia, bisogna smetterla con questo tipo di interventi, bisogna intervenire sistematicamente a sostegno delle imprese che sorreggono il tessuto. È tutta un'altra la strada che dobbiamo percorrere a sostegno del turismo, dei servizi e del commercio. C'è bisogno di interventi completamente diversi e non c'è tempo. Questa è la richiesta che facciamo. Allora, oggi è sabato santo, avete visto la celebrazione che abbiamo mandato in onda con le parole del vescovo di Treviso, Michele Tommasi. Io do direttamente la linea al nostro Lucio Zanato che si trova davanti al Duomo di Treviso. Buonasera Lucio. Buonasera.
Buonasera Anna, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo all'esterno del Duomo di Treviso perché prima abbiamo dato in diretta la riflessione del Sabato Santo del Vescovo Tomasi, una riflessione importante legata a questo momento, quindi una riflessione dove c'è stato un parallelismo tra tra gli apostoli, tra i discepoli di Cristo e noi, perché come loro anche noi siamo chiusi nelle case, loro erano chiusi all'interno del cenacolo per paura dei giudei, mentre noi siamo chiusi nelle nostre case per paura del coronavirus. Però proprio da questo spunto, da questo punto morto inferiore deve ripartire la nostra volontà di ricrescita, ma soprattutto di resurrezione. Ma sentiamo il punto che abbiamo fissato proprio durante la riflessione del Vescovo Tomasi. Ecco, questa è la situazione degli apostoli, dei discepoli, delle donne in quel momento. Ecco che può diventare questo Sabato Santo, può diventare un simbolo. Sì, un simbolo di quello che viviamo noi. È già stato detto, scritto. Oggi un bravo sociologo sulle pagine di Avvenire, Mauro Magatti, dice: sì, la condizione del Sabato Santo è la nostra condizione e non dura un sabato di un giorno, perché questa nostra sospensione non sappiamo quanto, ma lo sapete anche voi, non finisce domani mattina. È un simbolo, perché racchiude tutto quello che viviamo nella nostra vita, nella nostra storia. Forse non ci ricordiamo più di come vivevamo prima, di quali erano le nostre preoccupazioni, di che cosa ci impegnava, su che cosa litigavamo, su che cosa discutevamo. Poteva essere quel momento della nostra storia descritto anche da questo sabato, separati spesso gli uni dagli altri, spesso impauriti, più individui che persone. Voi potete vedermi e sentirmi adesso. Perché? Ma perché? Perché c'è un campo di forze, c'è un campo magnetico, ci sono le onde radio e ci sono dei poli che sanno sfruttare questo campo per il nostro bene. Ci sono le telecamere, ci sono i fotografi, ci sono gli uomini e le donne che le sanno funzionare, ci sono le regie, ci sono gli studi, le antenne, i ripetitori, e poi ci sono i computer, le televisioni, le radio. Viviamo in questo campo e ci sono questi poli che ci permettono di giocare in maniera bella e meravigliosa in questo campo. E davvero grazie a tutti quelli che stanno lavorando in questi giorni per tenerci uniti attraverso queste antenne che sono piccole, ma sono grandiose. Ecco appunto le antenne che ci permettono di stare tutti uniti, ed è proprio in questo senso che poi si svilupperà sicuramente nei prossimi giorni la riflessione, che partirà proprio da domani, dall'omelia, dalla celebrazione della Santa Pasqua, che noi trasmetteremo in diretta qui dal Duomo di Treviso a partire dalle ore 9, presieduta dal Vescovo Michele Tomasi. Michele Tomasi, il Vescovo che accoglierà in questo Duomo anche il Prefetto Maria Rosaria Laganà in rappresentanza del governo, comunque del territorio della Marca Trevigiana, e anche il sindaco di Treviso Mario Conte in rappresentanza di tutti i sindaci della diocesi di Treviso, ma di tutti i sindaci del Veneto, proprio oltre che sindaco di Treviso. Vescovo Tomasi che questa mattina ha fatto visita alle case di riposo portando una preghiera, non potendo incontrare ovviamente gli ospiti, però si è soffermato all'entrata per una preghiera di solidarietà, di vicinanza in questo momento in cui
oggi uno dei fronti principali di questo coronavirus proprio sono le case di riposo. Io restituisco la linea ricordando appunto l'appuntamento domani mattina dalle ore 9 in diretta su Antena 3 per la celebrazione della Santa Pasqua officiata dal Vescovo Michele Tomasi, e a seguire alle 10 invece il collegamento con Venezia e il Patriarca di Venezia appunto per la Santa Messa. Detto questo, restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio, grazie al nostro Lucio Zanatto in diretta rigorosamente dalla Piazza del Duomo. Avete sentito gli appuntamenti domani mattina alle 9 e poi ancora alle 10 con una doppia celebrazione per la giornata di Pasqua. Ha parlato di antenne il Vescovo, noi vi abbiamo raccontato ieri che Media Nord-Est è stato il gruppo che ha registrato più ascolti, dati Auditel certificati nel mese di marzo. Ebbene, sentiamo le parole del nostro direttore Luigi Bacialli proprio a commento di questo risultato. Buonasera, buonasera. Nel nostro mestiere si usa definire un inviato al fronte come un embedded, termine inglese che significa incastonato. E infatti quando si è in prima linea, più che al seguito di un esercito, ci si ritrova quasi a farne parte. E non è una novità se pensiamo a un antico cronista, il primo Tucidide, che descrisse la guerra tra Atene e Sparta avendovi partecipato. Oggi è certamente questa la condizione dei giornalisti e dei tecnici di Media Nord-Est in questa guerra cruenta al coronavirus. Da 2 mesi siamo nuovamente al fronte con una grande mobilitazione di uomini e di mezzi. Lo siamo già stati negli anni scorsi a causa, come ricorderete, delle alluvioni, delle trombe d'aria, degli uragani e delle acque alte che hanno devastato in questi ultimi anni il Veneto. Ma in quelle circostanze si trattava di fulminei bombardamenti chirurgici della natura che provocavano danni ingenti in aree ristrette, colpendo solo una parte della popolazione. Vi avevamo mostrato case sepolte dal fango, gente con l'acqua alla cintola, tetti scoperchiati, milioni di alberi abbattuti. Questa pandemia invece non risparmia nessuno ed è un nemico invisibile che non possiamo mostrare in diretta mentre continua a mietere vittime, anche se adesso i dati stanno migliorando, e a seminare il panico non solo tra Verona e Trieste, non solo a nord-est, ma in tutto il mondo. Anche noi che siamo sempre sulla notizia, a stretto contatto con chi vive in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, siamo costretti a mantenere le distanze e non possiamo nemmeno esprimere come altre volte umana solidarietà con un sorriso o con una pacca sulle spalle alle vittime del virus e a chi ha paura di rimanerne contagiato. Abbiamo microfoni allungati e le mascherine che ci rendono inespressivi e apparentemente lontani. Mostriamo gli occhi della gente con gli occhi delle telecamere, ma con gli occhi e le parole dei nostri inviati di fronte ai Covid Center, alle case di cura e altrove, e di tutto il personale di Media Nord-Est, diamo con spirito di servizio risposte, assistenza e, per quanto c'è possibile in queste circostanze, conforto. Io credo sia stata anche questa sensibilità e questa nostra sincera e rinnovata partecipazione al dramma di milioni di cittadini a consentirci di diventare oggi il primo gruppo televisivo locale in Italia. Non bastano ore di diretta, interviste esclusive, la credibilità di un'informazione capillare e fondata sulle fonti ufficiali nel momento in cui fioccano le fake news provocando danni incalcolabili. Non basta dare notizie, non basta una fredda professionalità. Servono il cuore e l'anima in questo mestiere. Noi ne facciamo largo uso e il nostro grande pubblico lo sa e ci premia seguendoci giorno e notte su Rete Veneta, Antenna 3, Tele Nord-Est e Tele 4 Trieste. Voglio citare quanto ci ha detto ieri l'ingegner Filippo Giannakopoulos, che guida il nostro gruppo e lo ha portato in pochi anni a questo eccezionale primato. Il nostro, ha detto, è sicuramente un sacrificio collettivo che va al di là delle dinamiche aziendali. Non abbiamo guardato ai disagi personali, alla fatica, al bilancio, ai profitti. In questo periodo, continua Filippo Giannakopoulos, abbiamo messo tutti al centro del nostro operato i nostri
telespettatori. È per loro che il nostro lavoro ha acquisito un senso profondo in questo periodo buio. Il nostro lavoro è diventato vicinanza, ascolto, condivisione, ha salvato vite. Mai come in questo periodo, ha concluso Filippo Iannacopoulos, siamo stati e siamo servizio pubblico. Mi pare che non servano altre parole da aggiungere. Grazie, davvero grazie a tutti e buona Pasqua da parte di tutti noi di Media Nord-Est. Ora pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo insieme con tutte le notizie dalla Marca. Eccoci, ben ritrovati, vi diamo qualche buona notizia, come ad esempio vi raccontiamo che cosa succede a Valdobbiadene, dove sono state distribuite 100 borse della spesa e al loro interno c'era anche un pranzo pasquale. 2 porzioni di patate e 2 dolci. La bottiglia? Ecco il pranzo di Pasqua offerto dall'intera comunità di Valdobbiadene alle oltre 100 famiglie che hanno chiesto aiuto al comune. Un'iniziativa, come si dice, partita dal basso. Nasce dalla richiesta di alcuni ristoranti e agriturismi di Valdobbiadene che già dai primi giorni di emergenza Covid-19 avevano manifestato l'interesse di rendersi disponibili per la comunità. Abbiamo le macellerie che si sono date da fare, danno la carne, abbiamo frutta e verdura che hanno dato le patate, abbiamo i ristoranti che fanno la polenta e cucinano lo spiedo, abbiamo le cantine che hanno messo a disposizione il vino, abbiamo veramente tante attività che si sono date da fare. E siccome è festa per tutti, uno spiedo particolare è stato preparato per le famiglie musulmane. Abbiamo suddiviso la carne di maiale a carne di pollo di modo che si possa venire incontro alle richieste. È chiaro che insomma, quello che si è potuto fare si è fatto. Dalla materia prima alla consegna tutto è stato gestito dalla locale sezione di protezione civile, naturalmente con gli alpini. Facciamo consegna a domicilio, uno a uno. C'è lo spiedo con 2 pezzi di carne, uno di pollo e uno di maiale. Per augurare buona Pasqua a tutti. Augurare buona Pasqua a tutti quanti e grazie a tutti i miei volontari che hanno sostenuto. Un segno di solidarietà di questa comunità ai piedi del Cesen, ma anche di ottimismo che attraverso Antenna 3 tutti i volontari esprimono così. Buona Pasqua da Valdobbiadene, andrà tutto bene! Ancora solidarietà, questa volta il gruppo dei panificatori di Unascom, il gruppo provinciale che ha donato le focacce ai reparti Covid. La ringrazio molto, la ringrazio a nome di tutto il personale dell'ospedale perché questo è un atto di generosità che veramente ci commuove. C'è una grande generosità da parte del personale perché c'è gente che è qui da giorni, che fa turni e quindi si sta sacrificando molto e sta sacrificando anche le proprie famiglie, però sente molto anche la vicinanza di tutta la cittadinanza e questo dà ancora più forza a tutti noi. Non è Pasqua senza colombe e poco importa se il tempo per consumarla magari davanti ad una tavola imbandita con la famiglia non c'è, perché si è in servizio un reparto H24, perché quello che fa la differenza è il gesto del dono. E così è stato per il gruppo provinciale panificatori di Confcommercio che ha portato le focacce nei reparti Covid di 6 strutture sanitarie della Marca. Siccome noi come gruppo panificatori facciamo la festa del pane a Treviso col concorso della focaccia, quest'anno per vari motivi che sapete tutti non abbiamo potuto fare la festa, allora abbiamo detto perché non ricordare a Treviso la focaccia nella maniera pensiamo più giusta che sia, a donare a tutto lo staff sanitario di tutti i 6 ospedali della provincia di Treviso la focaccia trevigiana. Treviso, Derzo, Castelfranco, Montebelluna, Vittorio Veneto. Il dono della focaccia vuole esprimere la gratitudine verso il personale medico e sanitario per tutto il lavoro, vuole essere un augurio pasquale per loro e per le loro famiglie. Questa focaccia è una tradizione antica fatta partendo con la base della pasta del pane con aggiunta di 3 ingredienti principi che sarebbero il burro, le uova, perché una volta sulle case contadine c'erano questi 2 prodotti e andavano a comprare solo lo zucchero e aggiungendo queste 3 materie prime con qualche aroma che trovavano all'impasto del pane formava la focaccia che è caratteristica del periodo pasquale. Savno invece ha donato 2.500 orchidee a tutti gli operatori del Cafoncello, mentre domani la donazione si sposterà a Vittorio Veneto.
Grazie. Per noi ho sentito. Sì. Grazie. Grazie mille. Savno ha voluto donare per queste feste 2.500 orchidee al personale sanitario dell'ospedale di Treviso e di Vittorio Veneto, recentemente trasformato in ospedale Covid-19. Un gesto di affetto e vicinanza agli ospedali trevigiani. È un gesto molto bello, sì. Apprezzato. È molto apprezzato, sì. Infatti fa piacere, ecco. Un fiore per augurare una buona Pasqua a infermieri e dottori, tecnici di laboratorio e volontari che in ogni ruolo stanno dimostrando la loro professionalità e il loro cuore. È un piccolo pensiero che chiaramente non riuscirà mai a ringraziare per l'importante lavoro che è stato fatto in questo periodo, però ci sentivamo di lasciare un ricordo, un qualcosa per questo periodo e voglio ringraziarli a nome di tutti, a nome di Savno, per l'importante lavoro che stanno facendo. Grazie veramente. Beh, che bel pensiero. Grazie ancora e buona Pasqua. In tanti ringraziano e vanno via emozionati, di nuovo pronti per dare il massimo in corsia. È un bel gesto. Grazie, ringraziamo. È una bellissima iniziativa, una delle tante che hanno fatto per noi operatori, quindi sempre apprezzata. Dove andrà questo? Prima medicina. Grazie. Adesso ci spostiamo a San Floriano, frazione di Castelfranco, dove la Pasqua sarà trasmessa su YouTube e il parroco, sempre più social, dialoga con i parrocchiani anche attraverso WhatsApp. Grafica accattivante e ritmo rock, così è partita la settimana santa della parrocchia di San Floriano a Castelfranco, un modo per fare comunità e coltivare la fede individuale e collettiva in vista della messa di Pasqua trasmessa su YouTube dopo quella del vescovo di Treviso e prima del Papa. I consigli su come iscriversi sono arrivati pochi giorni fa dal parroco Don Franco. Mi raccomando, col ditino pum 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 e iscriversi, perché più siamo e meglio è. E così la parola del Signore raggiunge tante persone. È così che il canale YouTube ha già raccolto più di 200 iscrizioni, ma le vie del Signore sono infinite, pure quelle social, con Don Franco che ogni mattina posta e condivide su Facebook e WhatsApp brani del Vangelo e pensieri di Sant'Agostino. Già, ma com'è cambiata la fede ai tempi del coronavirus? Forse una fede che è entrata più profondamente nella persona, al di là della ritualità, al di là della liturgia, una fede che forse scopre la verità più profonda della fede, il rapporto personale con Dio. E sarà una Pasqua diversa per tutti, una Pasqua che Don Franco si augura sia di cambiamento. Dopo questa pandemia deve essere un segno di cambiamento che è il segno della qualità della vita come una vita fatta di servizio, di partecipazione e di collaborazione. Una vita che non sarà più una vita per noi, ma sarà una vita da condividere con gli altri. Grazie e buona Pasqua a tutti. Andiamo adesso a vedere insieme le notizie che arrivano dal Bellunese. Monitoraggio attraverso droni ed elicotteri, ovviamente anche nel Bellunese, su disposizione del prefetto. Vediamo. A martedì della prossima settimana verranno effettuati dei controlli straordinari con più di 120 pattuglie giornaliere solo dell'Arma dei Carabinieri e in più anche quelle delle forze di polizia e con cui controlleremo tutte le arterie principali e secondarie. Siamo alla vigilia di Pasqua e le giornate sono insolitamente baciate da un sole più che primaverile, condizioni ideali per le gite fuori porta, si sarebbe detto, in tempi diversi da quelli in cui l'emergenza coronavirus ci ha catapultati. Difficile resistere, ma le limitazioni sono stringenti e le sanzioni onerose. Inutile dire che gli spostamenti tra località diverse, ma anche all'interno dello stesso comune, sono vietati se non per giustificati motivi. E quello di trascorrere le vacanze non rientra tra le possibilità di muoversi consentite ai cittadini. Siamo a Ponte Massa, in comune di Sedico, e questo è uno dei luoghi cruciali della viabilità provinciale, uno dei tanti scelti oggi dall'Arma dei Carabinieri per iniziare a monitorare il transito delle auto verso Lagordino. La tentazione di raggiungere le seconde case è fortissima, come stanno riscontrando i controlli nella stragrande maggioranza delle località turistiche della provincia. Questo non è possibile e naturalmente bisogna tutelare la popolazione
popolazione bellunese che è stata brava fino ad ora nel rispetto delle regole, per cui cercheremo di evitare questo transito di turisti che non sarà possibile. A Ponte Massi i controlli sono iniziati di prima mattina, la zona è stata sorvolata dall'elicottero del 14° nucleo carabinieri di stanza Belluno, impegnato a monitorare dall'alto il flusso del traffico provinciale. Sorvegliata speciale Cortina, che più di tutti sta pagando in termini di contagi il conto presentato dall'ultimo weekend sugli sci dell'8 marzo scorso. Il bilancio complessivo dei servizi delle forze dell'ordine da inizio emergenza ha riscontri positivi sul senso di responsabilità dei bellunesi. E ne abbiamo trovati pochi di furbetti della situazione. La popolazione sta capendo che questo è l'unico strumento per poter uscire da questa situazione difficile. Siamo alla cronaca, adesso il corpo senza vita di Gian Vittorio Bressan, 68 anni, di Gosaldo, è stato rinvenuto questa mattina da un passante che ha notato l'uomo a terra in località Pian dei Nori. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era intento a potare un albero nella sua proprietà, quando non si sa se per un malore o per una caduta dalla scala sulla quale era salito per avvicinarsi alla pianta è finito a terra. I carabinieri sono stati informati dell'incidente da un paesano che ha notato l'uomo a terra privo di vita. Gian Vittorio Bressan aveva lavorato per tanti anni in Germania, nella frazione di Nori viveva da solo. E invece si è conclusa bene la ricerca di un'anziana che stamattina si era allontanata da una casa di riposo a Pieve di Cadore. La donna di 90 anni è stata trovata da un'anziana a ridosso di una rete prospiciente la sua abitazione poco distante dalla casa di riposo. Imbarellata dagli uomini del soccorso alpino è stata portata all'ospedale di Pieve di Cadore per i controlli del caso. E l'abbiamo già detto in questi giorni mostrandovi le immagini di cinghiali e lupi scorazzare liberi pure nei centri abitati, ma ovviamente deserti in questo periodo di quarantena. La foto che vi facciamo vedere ora però ha dell'eccezionale. Lo scatto risale a ieri mattina alle 6:15 e come potete vedere chiaramente immortala un orso a passeggio nell'area del campo da basket della colonia di Palù San Marco. Siamo ad Auronzo di Cadore, poco distante dalla stazione della Forestale. Chi ha scattato la foto riferisce che l'orso proveniva dalla foresta di San Madiola. Ciò che si vede attorno è la parte della Valle d'Ansiei che da San Marco va verso Auronzo. Da un lato le Marmarole, dall'altro lato il Sorapis. Ed ecco l'orso che passeggia liberamente su un campo da basket. Maratona di lettura 2020 a Feltre, ospiti e programma confermati, la maratona sarà interamente online. Dopo Michela Murgia e Antonio Scurati, Feltre si appresta ad accogliere Gianrico Carofiglio. Sarà infatti lo scrittore ed ex magistrato il protagonista principale della Maratona di lettura 2020 a Feltre, che per questa edizione sperimenta la modalità digitale. Ci siamo adoperati per svolgere un'edizione interamente online. Tutti i relatori che avevamo contattato, tutti gli importanti relatori che avevamo contattato hanno dato la loro disponibilità, primo fra tutti ovviamente Gianrico Carofiglio. E dunque l'evento letterario più importante della città non si ferma, anzi si evolve in un modo nuovo con una piattaforma professionale che consentirà la presenza virtuale agli incontri sino a un massimo di 10.000 persone, le prime 1.000 delle quali potranno interagire con gli ospiti grazie a una chat dedicata. Ci sarà la possibilità per tutti quindi di collegarsi direttamente sul sito di Visit Feltre e le pagine social relative. Sarà di fatto una sfida nuova per noi perché è la prima manifestazione totalmente digitale, l'Ufficio Cultura ha fatto un lavoro importante. La settimana dal 18 al 23 maggio sarà densa anche di altri appuntamenti e incontri di altissimo livello che vedranno protagonisti tra gli altri personaggi del calibro di Gherardo Colombo, ex giudice del pool milanese Mani Pulite, e Anna Maria Testa, docente, giornalista, scrittrice e opinionista. Il tema della manifestazione è incentrato sul rapporto tra giustizia, legalità, libertà personali e uso della parola, o meglio delle parole, si annuncia di straordinaria attualità e interesse. La maratona di lettura di Feltre, pur nella sua nuova veste digitale, vedrà impegnati come da tradizione moltissimi lettori di varie associazioni culturali. Le loro performance verranno rese disponibili durante tutto l'arco della settimana della rassegna grazie ai supporti audio-video e all'utilizzo di canali telematici e dei social. E adesso, come di consueto, la parte dedicata alla rubrica Andrà tutto bene.
Allora noi ci salutiamo con questi colori e questi sorrisi, come sempre vi lascio le previsioni del tempo. Grazie, arrivederci. Bentrovati al meteo. Sarà una Pasqua con l'alta pressione ancora piuttosto forte sul nostro territorio. Giornata di festa dunque con sole e caldo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto sole prevalente, il cielo si presenterà infatti sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori della nostra regione. Qualche addensamento sarà possibile sui monti ma senza ulteriori conseguenze e senza piogge. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 25. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, avremo al massimo qualche nube a carattere sparso. Temperature minime fino a 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 25. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige dove non cambia sostanzialmente la situazione, anche qui sarà una splendida giornata di sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a 9 gradi, massime sui 24-25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, da parte mia i migliori auguri di una serena Pasqua. Arrivederci.